Buongiorno fratelli, alziamoci, amen. Alleluia, che bella giornata oggi, gloria a Dio. Vi chiedo cortesemente di alzarvi, iniziamo il nostro culto, amen. Aprite le vostre Bibbie in Salmi 147, Salmi 147, leggete insieme a me, amen. Leggiamo tutti insieme. Il Signore è buono. Salmi 147 dice così: lodate l'Eterno, perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio, perché è cosa dolce e la lode gli si addice. L'Eterno edifica Gerusalemme, raccoglie i dispersi di Israele. Egli guarisce chi ha il cuore infranto e fascia le loro piaghe. Egli conta il numero delle stelle, li chiama tutte per nome. Grande è il nostro Signore e immenso è il suo potere. La sua intelligenza è infinita. L'Eterno sostiene gli umili, ma abbassa i malvagi fino a terra. Cantate all'Eterno inni di lode. Salmeggiate con la cetra al nostro Dio, che copre il cielo di nuvole, prepara la pioggia per la terra e fa germogliare l'erba sui monti. Amen. Salmeggiate l'Eterno, perché è cosa buona, è dolce. Lodate il nome del nostro Dio. Amen. Alleluia. Alleluia. Alleluia! Che vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande. Il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Ti scuoti tutto, il mondo intero, e ci stupisci in ogni istante. Il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore. Hai preso il posto mio, portato i pesi miei. Hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto a me. Ti spazza via la confusione, che ci ha reso suoi figli in file. Il Re di gloria, Gesù il Re dei Re, e guida il mondo con la giustizia, il cui splendore è come il sole. Il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore. Hai preso il posto mio, portato i pesi miei. Hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me.
degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnel di Dio, degno, 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 sì, questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Alleluia. Alleluia. Chissà che giorno è oggi. Cosa festeggiamo oggi? Alleluia. Possiamo dichiarare insieme che oggi siamo qui per la sua presenza, che Lui possa venire e fare di nuovo. Amen. Vieni, Signore. Noi siamo assetati di te. Vieni di nuovo, Signore. Noi siamo qui, Signore. Alleluia, Signore, vieni di nuovo. Vieni di nuovo, Signore. Desideriamo, Signore, ancora una volta. Oggi noi siamo qui, assetati di te, vieni a Dio, vieni a Dio, riempici in questo luogo, vogliamo sentire tuo potere, tuo potere. Oggi noi siamo qui, assetati di te, vieni a Dio, vieni a Dio, riempici in questo luogo, vogliamo sentire tuo potere, tuo potere, vieni incendiami, Signore, il mio cuore è il tuo altar, e sentendo il suono del cielo, la tua gloria contemplar. Oggi noi siamo qui, assetati di te, vieni a Dio, vieni a Dio, riempici in questo luogo, vogliamo sentire tuo potere, tuo potere, vieni incendiami, Signore, il mio cuore è il tuo altar, e sentendo il suono del cielo, la tua gloria contemplar, vieni incendiami, Signore, il mio cuore è il tuo altar, e sentendo il suono del cielo, la sua gloria contemplar. Ti diamo gloria, tutto è potere per sempre, amen. Tu è l'onore
sempre. Amém. Tu é l'onore, tu é l'onore, tu é la gloria, tu é il poder, per sempre. Amém. Ti diamo onore, ti diamo gloria, tu é il poder, per sempre. Amém. Ed insegnami, Signor, il mio cuore è il tuo altare, e sentendo il suono del cielo, la tua gloria contemplar. Ed insegnami, Signor, il mio cuore è il tuo altare, e sentendo il suono del cielo, la tua gloria Egli è il Signore, la sua verità regnerà, terra e cielo glorificano il suo nome. Egli è innalzato, il Re è innalzato nel cielo. Egli è il Signore, la sua verità regnerà, terra e cielo glorificano il suo nome. Egli è innalzato, il Re è innalzato nel cielo. Alleluia. Egli è innalzato, il Re è innalzato nel cielo. Alleluia. Egli è innalzato, il Re è innalzato nel cielo. Alleluia. 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 Si è innalzato, Signore, si è innalzato oggi qui. Alleluia. Alleluia. Sei innalzato, Signore. Santo, santo, santo è il tuo nome. Santo è il tuo nome, Signore. La terra è piena della tua gloria, Signore. La terra è piena della tua gloria, Signore. Santo, 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 santo. Oriana yashe, yashe. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Oriana yashe, Santo, santo, santo. Buongiorno a tutti. Pace sia con voi, amen. Vi porto un abbraccio dalla Svizzera, dalla Chiesa della Svizzera, amen. Pastore Marcos Costa, Reliane Costa e tutti i fratelli lì a Zurigo. Grazie a Dio abbiamo avuto un tempo benedetto. No? Chi conosce qui, e penso che Daniel dopo racconterà che abbiamo avuto Pastore Silas qui. No? Chi conosce Pastore Silas della prima chiesa di Curitiba, lo so che Thaisa e Oleg lo conoscono bene. Noi abbiamo avuto la grazia di Cristo di avere i nostri pastori qui con noi questa settimana
e vi mandiamo anche il loro saluto. Non potevano stare qua in un weekend, però abbiamo fatto 3 giorni insieme. Loro sono venuti su questa chiesa, hanno conosciuto la chiesa, hanno pregato per voi, hanno pregato in tutte queste sedie e noi siamo felici di quello che Dio ha fatto. Amen? Amen. Io ti invito ad aprire la tua Bibbia in questo stesso spirito di lode, di adorazione, amen? In 2 Samuele, nell'ultimo capitolo, no? Siamo un po' prima dei Salmi. A te che non sei pratico di Bibbia, apri la Bibbia in mezzo, ci sono i Salmi, torni indietro, troverai, no? Libro di Re, e poi prima di Re c'è 2 Samuele. Buongiorno a te che sei a casa, che la pace del Signore sia su di te, sulla tua vita, che il Signore possa riempire la tua casa con la sua presenza, con la sua grazia, con la sua unzione. Resta l'invito di essere qui in persona con noi, amen? Amen, amen. Questa storia io ho già letto qua, no? Qualche volta, se non mi sbaglio una volta, no? Ho letto questa storia qua, Daniel. Tipo di cosa parli, no? E la storia, no? Quando il Signore stava della costruzione del Tempio, la storia di Davide, no? Insieme al Signore. E c'è stato un momento, noi non leggeremo tutto, no? Ma c'è stato il censimento, no? Quando Davide prima un po' aveva elencato tutti i guerrieri valorosi, no? Poi c'è stato un censimento di Israele, poi è venuta anche la peste su di loro. Dopo approfonditevi nella storia, perché io non sono a predicare, voglio parlare solo per l'offerta stamattina, no? E quando Davide ha deciso di fare, no? Di fare un sacrificio al Signore, no? A causa della peste, di tutto quello che stava colpendo il popolo, lui si rivolse a qualcuno per poter comprare delle cose. Adesso io leggerò insieme a voi dal versetto 18, se non mi sbaglio, che sono senza occhiali. No, i miei sono lì, sorella. Fratelli, come dice Giovanna, la vecchiaia non arriva mai sola, no? Vero, sorella? Grazie. Io non ci vedo senza occhiali. Amen, gloria. Wow, mi si è aperto il mondo in questo momento. Amen. E allora, no? Nel 17 dice, no, che Davide, quando vedeva l'angelo che colpiva il popolo, disse all'Eterno: sono io che ho peccato, sono io che ho agito ingiustamente, ma queste pecore che hanno fatto? La tua mano si volga dunque contro di me e contro la casa di mio padre. E allora quel giorno Gad venne da Davide e gli disse: sali, erige un altare all'Eterno nell'aia di Arauna il Gebuseo. E Davide salì secondo la parola di Gad, come l'Eterno aveva comandato. Arauna guardò e vide il re e i suoi servi che si dirigevano verso di lui. E Arauna uscì e si prostrò davanti al re con la faccia a terra. Poi Arauna disse: perché il re, mio signore, viene dal suo servo? E Davide rispose: per comprare da te quest'aia ed erigervi un altare all'Eterno, affinché la piaga cessi di infierire sul popolo. Arauna disse a Davide: il re, mio signore, prenda e offra quello che gli piacerà. Ecco i buoi per l'olocausto e le macchine per trebbiare e gli arnesi per i buoi serviranno da legna. Tutte queste cose, o re, Arauna te le dà. Potevamo fermarci qui e dire: wow, che bello, no? Arauna ha regalato tutto a Davide, tutto quello che gli era necessario. Però qui ci sta, oggi noi stiamo parlando, il pastore Daniel parlerà di questo, ma oggi noi stiamo festeggiando la Pentecoste. Cos'è la Pentecoste? Chi può dire in una frase piccola cos'è la Pentecoste? La discesa, la manifestazione dello Spirito. E a cosa serve lo Spirito? A farci avere i brividi? No. A farci emozionare, piangere? Possiamo emozionarci, possiamo piangere. Dobbiamo, perché se no
questo anche ha a che fare con le nostre emozioni, però lo Spirito serve a darci discernimento, a farci capire le cose, a portare l'equilibrio dove manca l'equilibrio. E lì Davide, no? Continua a parlare ad Arauna, no? Nel 24, ma il re rispose ad Arauna, no. Ripetete con me, no. Più forte, no? No. Io comprerò da te queste cose per il loro prezzo e non offrirò all'Eterno, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla. Noi dobbiamo sapere che la salvezza è gratis, ma ci sono delle cose nell'opera di Dio che ci costano. E non si tratta di me, non si tratta di Daniel, non si tratta di questa chiesa, non si tratta dell'affitto, non si tratta... A volte noi parliamo di questo anche come mordomia per poter farvi capire come vengono investiti i soldi della chiesa. Però noi dobbiamo avere il discernimento e sapere, no, io non offrirò al mio Dio sacrifici che non mi costano nulla. Questo non è una cosa, ma questo non è la nuova alleanza, noi non stiamo parlando di questo. Si tratta del mio cuore e si tratta del tuo cuore. Ed è questo cuore che noi dobbiamo avere quando noi offriamo, diamo indietro la decima, offriamo nell'offerta missionaria. Amen? Prima di pregare volevo spiegare un attimo di nuovo, no? Per chi magari è nuovo, vieni poco. Qua noi abbiamo il cesto per le decime, per le offerte che mantengono la chiesa, ok? Questi qua mantengono la chiesa. Questi qua sono quelli che abbiamo proposto €1 alla domenica per mantenere le missioni. Noi siamo una chiesa che ha nel cuore le missioni, investiamo in missioni, no? Abbiamo investito a dicembre nei bambini, un progetto dei bambini di dove era? Mozambico, no? A febbraio abbiamo investito, perché noi aspettiamo che si tenga un po'. A febbraio abbiamo investito nel ministero di Tommy Zito, no? Loro hanno preso, no? Abbiamo dato le offerte che erano qui e adesso stiamo già pregando e vedendo il progetto a cui queste missioni andranno, ok? Come chiesa, sappiate, quelli che fanno parte dello staff della chiesa, noi preghiamo, noi studiamo, abbiamo lanciato una sfida loro, in modo di conoscere altre realtà, conoscere progetti missionari, e da lì noi investiamo questo, se sono cose serie, se sappiamo la precedenza, tutto quanto. Comunque, come vi ho detto, questa è la proposta per le missioni e queste offerte e decime mantengono la chiesa, ok? Preghiamo, prendi la tua mano, la tua decima, la tua offerta e ricordati di questo. Che non è, no, io sarò fedele perché poverino pastore deve pagare l'affitto. No, non è per questo. Sì, noi dobbiamo pagare l'affitto, però tu devi capire il tuo cuore con il Signore. Amen? Amen. Padre Santo, nel nome di Gesù noi ti ringraziamo per il tuo amore, la tua grazia, la tua bontà, la tua fedeltà, Signore. Grazie Signore perché settimana scorsa era freddo, adesso fa caldo e tutti i miei fratelli, inclusa io, Signore, siamo qui, abbiamo dei vestiti, Signore, possiamo stare bene, siamo confortevoli, abbiamo la climatizzazione, Signore, abbiamo tutto, Signore, quello che ci è necessario per poter lodare Te, per poter stare tranquilli, Signore, per poter ascoltare la Tua parola, Signore. Signore, grazie, Signore, perché ogni bambino che viene in questa chiesa, Signore, ha il materiale necessario per studiare, per imparare della Bibbia, Signore. Grazie per le maestre che lo fanno, Signore, ma grazie anche, Signore, perché Tu ci dai le risorse, Signore, e noi investiamo in questo. Grazie, Signore, perché tutto quello che Tu ci dai, Signore, noi sappiamo che viene un dono dalle Tue mani. Questa mattina io voglio consacrare a Te, Signore, le nostre decime, le nostre offerte, l'offerta missionaria, dichiarando così come Davide dichiarò che noi non vogliamo offrirti, Signore, sacrifici che non ci costino nulla. Noi non vogliamo, Signore, sminuire, Signore, ciò che Tu sei, Tu rappresenti per noi.
Allora nel nome di Gesù noi consacriamo a te queste decime, Signore. Consacriamo a te le offerte, Signore. E ti chiediamo sui tuoi figli che tu possa benedirli, che possano vedere la tua mano su di loro. Ma anche ti chiedo, Signore, un'apertura degli occhi, Signore, perché tante volte noi aspettiamo che le cose migliorino, ma tu ci stai già benedicendo, Signore. Allora apri i nostri occhi in modo che noi possiamo vedere la tua gloria. Ah, Signore, benedici questa Chiesa, che possiamo avere saggezza, Signore, nel compiere la tua volontà, nell'amministrare, Signore, ogni risorsa, Signore, che arriva in questo posto. Io prego per quelli che stanno cercando lavoro. Prego, Signore, per quelli, Signore, che stanno passando per delle difficoltà, quelli che sono in attesa di documenti, Signore. Quelli, Signore, che sono in attesa, Signore, di un colloquio, Signore. Quelli che stanno cercando casa. Signore, tu conosci le necessità dei tuoi figli. Allora noi ti chiediamo nel nome di Gesù, vieni, Signore. Vieni con potenza e agisci nella vita loro. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. A te che sei a casa, se hai il desiderio nel tuo cuore di donare a questa istituzione, alla nostra Chiesa, no? Basta chiedere, noi possiamo inviarvi il codice IBAN del conto della Chiesa e così potete benedire quest'opera. Amen? Voi che siete qui potete portare qui davanti con gioia. Amen? Per la gloria e per l'onore del Signore. Amen? Croce prese, ora vivrò, sono libero per te, Gesù. La mia vita è tua e canterò la tua bontà, sì, per sempre. Degno è il tuo nome, scenda qui, solo a te la nostra lode, il
te la nostra lode, al nome sopra gli altri nomi, sia esaltato ora nel cielo, la tua gloria scenda qui, solo a te la nostra lode, al nome sopra gli altri nomi, sia esaltato ora nel cielo, la tua gloria scenda qui, solo a te la nostra lode, al nome sopra gli altri nomi, sia esaltato ora nel cielo, la tua gloria scenda qui, solo a te la nostra gloria, noi sopra gli altri nomi, sia esaltato ora nel cielo, la tua gloria scenda qui, solo a te la nostra gloria, noi sopra gli altri nomi. Oh Signore, ascolta la tua chiesa, ascolta. Degno è, tu sei degno, Solo tua. Degno è il tuo nome, tua è la lode. tua è la lode, degno è il tuo nome, Ancora una volta. degno è il tuo nome, la chiesa, Gesù. Tua è la lode, degno è il tuo nome. La tua chiesa canta a te, Signore. Si è esaltato qui, adorato qui. La tua chiesa canta a te. La tua chiesa canta a sei te, degno. Signore. L'unico sei sei. Si è degno. esaltato qui. Si è esaltato qui. Sei Cantiamo insieme. degno di lode, degno Si di è gloria. esaltato ora nel cielo, la tua gloria scenda qui. Solo a te la nostra lode, al nome sopra gli altri nomi. Si è esaltato ora nel cielo, la tua gloria scenda qui. Solo a te la nostra lode, al nome sopra gli altri nomi. Si è esaltato ora nel cielo, la tua gloria scenda qui. Solo a te la nostra lode, al nome sopra gli altri nomi. Si è esaltato ora nel cielo, la tua gloria scenda qui. Solo a te la nostra lode, al nome sopra gli altri nomi.
Lì nel pozzo ero io, quando un uomo giudeo vide la sete che c'era in me. Senza che parlasse io, mi conosceva già e mi offrì l'acqua che mai finirà. Dammi da bere perché ho sete, non voglio più cercare in altre fonti. Non avrò bisogno di tornare, la mia sete saziare. Ora che ho sentito il tuo parlare, tu sei l'anima mia aspettava, la fonte di vita che mi incontrò. Sei dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Lì nel pozzo ero io, quando un uomo giudeo vide la sete che c'era in me. Senza che parlasse io, mi conosceva già e mi offrì l'acqua che mai finirà. Dammi da bere perché ho sete, non voglio più cercare in altre fonti. Non avrò bisogno di tornare nella mia sete saziare. Ora che ho sentito il tuo parlare, tu sei l'anima mia aspettava,
vivo il Messia, il mio Salvatore, tu sei. L'anima mia aspettava, la fonte di vita che ti incontrò. Secondo vivo il Messia, il mio Salvatore, tu sei chi l'anima Lui è la fonte che mi incontrò. Il Messia, il mio Salvatore. Alleluia. Oh, gloria, gloria. Sei venuto al mio incontro, Tu sei la nostra speranza. Alleluia. Tu sei quello che noi aspettavamo, Signore. Tu sei quello che il mondo ancora aspetta, che non ti ha trovato. E noi che ti abbiamo già trovato, noi che siamo stati scelti da te, noi ci rallegriamo, Signore. Perché tu ci hai chiamati, Signore, tu ci hai salvati, tu hai perdonato i nostri peccati. Oggi noi siamo qui, Signore, uniti come famiglia nel tuo amore, dell'amore che tu hai versato nei nostri cuori. Noi ti ringraziamo per quest'opera che tu hai iniziato nella nostra vita e siamo sicuri che tu la porterai a compimento fino al giorno del tuo ritorno. Alleluia. Noi siamo cantieri in lavorazione. Alleluia. Allora noi chiediamo a te, fai quel che vuoi. Noi apparteniamo a te, siamo proprietà tua, fai quel che vuoi. Noi ci sottomettiamo alla tua volontà, ai tuoi propositi. Noi siamo qui per vivere tutto quello che tu hai per noi. Fai quel che vuoi. Lavora in noi, Signore, lavora in noi, purificaci, santificaci, Signore. Alleluia, alleluia. Trova in noi veri adoratori, Signore Gesù, alleluia. Trova in noi veri adoratori che tu ricerchi, Signore, che la nostra adorazione possa fermare il cielo, alleluia. Che la nostra adorazione possa fermare il cielo, Gesù. Che noi possiamo imparare ogni giorno ad adorarti, Signore, con tutto il nostro cuore, con un'adorazione consapevole, Signore, alleluia. E oggi noi siamo qui per questo, Signore, per adorarti, per glorificarti, per onorarti per quello che sei, per quello che fai, perché solo tu sei degno, alleluia. Tu sei Dio al di sopra di ogni cosa. La tua parola dice che il tuo nome è stato innalzato al di sopra di ogni nome. Non c'è nessun altro, Signore, che si possa paragonare a te. Tu sei l'unico e sufficiente Dio, alleluia. A te la gloria, la lode, l'onore per sempre e sempre e sempre e sempre, alleluia. La tua Chiesa ti adora. La tua Chiesa ti adora, la tua Chiesa ti adora, alleluia, la tua Chiesa ti adora. Adora il Signore, apri la tua bocca, di a Lui, Signore, noi ti amiamo, noi amiamo la tua presenza. Comincia ad adorare il Signore, apri la tua bocca, dichiara il tuo amore a Lui. Ah, Signore, io ti amo perché tu mi hai amato per primo, Signore. Tu mi hai amato mentre ero ancora un nemico tuo, Signore. Alleluia, il tuo nome sia glorificato, il tuo nome sia onorato, Signore. La tua Chiesa ti adora, la tua Chiesa glorifica il tuo nome. Oh, alleluia, alleluia. Noi cerchiamo il tuo volto, Signore Gesù. Noi cerchiamo il tuo volto con tutto il cuore. Noi cerchiamo il tuo volto, Signore Gesù. Oh, alleluia.
glorifica il Signore, apri la tua bocca, glorifica, di gloria, 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 lode a te Signore, alleluia. Tu sei santo, santo, santo. Grazie per la croce Gesù, grazie per la croce Gesù, grazie per il tuo sangue versato sulla nostra vita, grazie perché ci hai perdonati, ci hai amati con un amore incondizionato. Non hai guardato, Signore, la nostra situazione, non hai guardato, Signore, le macchie che avevamo addosso, Signore, non hai guardato il nostro peccato, non hai guardato niente, Signore, tu ci hai soltanto amati, Signore, alleluia. E noi ti glorifichiamo, Signore, serviremo a te per tutti i giorni della nostra vita, alleluia. Finché tu verrai a prenderci, alleluia, noi ti glorifichiamo. Noi glorifichiamo il tuo nome, Signore Gesù. Alleluia. Oh gloria, 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 gloria. Alleluia. Amém. Amém. Potete applaudire il Signore. Alleluia. Amém. Potete accomodarvi per favore? Dio è buono. Dio è buono. La sua parola dice che la sua bontà dura in eterno e la sua fedeltà. Amém. E noi glorifichiamo il Signore perché un'altra domenica noi abbiamo l'opportunità di essere qui nella sua presenza. Amen. Anche questo è un dono del Signore. A volte magari tu dici, ma io non ho niente da ringraziare oggi, ma sì che hai. E ne hai davvero tanto. No? Ci sei svegliato oggi? Amen. Chi è vivo? Alza la mano. C'è qualcuno vivo o morto lì? C'è qualcuno... No? Sei convinto? Amen. Sono vivo. Amen. Amen. Gloria a Dio. La sua parola dice: ogni essere che respira piange, resta a casa, depresso, triste. No, la Bibbia dice: ogni essere che respira loda il Signore. Amen. E noi siamo qui per questo, per lodare a colui che ha dato la sua vita per noi. Noi camminavamo a passo larghi verso l'inferno, ma lui ci ha riscattati. La parola dice che lui ci ha trasportato al regno del figlio del suo amore. Tu meritavi questo? Non meritavamo questo. La croce era nostra. Dovevamo noi essere appesi a quella croce, perché l'ira di Dio doveva venire su di noi, perché eravamo noi i peccatori, eravamo noi i trasgressori, eravamo noi, e siamo, non eravamo, siamo i cattivi, i cattivoni, che hanno trasgredito la volontà del Signore. Ma c'era modo di ripagare questo? Non c'era modo di ripagare. Era un debito impagabile. Si può dire in italiano impagabile? Amen. Era un debito impagabile. Era qualcosa che, anche se, no, Paolo scrive questo, anche se io dessi la mia vita, no, per essere nel fuoco, non cambierebbe proprio nulla. Anche se io dicessi, no, adesso muoio per i miei peccati, io continuerei ad essere peccatore. Perché la mia morte non cambierebbe proprio nulla. L'unico che poteva pagare il prezzo per il nostro debito era il Signore Gesù Cristo. E Lui ha accettato il compito. Lui è venuto, ha dato la sua vita nella croce, ha versato tutto il suo sangue
per lavarci. E noi siamo stati lavati. Prima i peccati erano tamponati, ma il suo sacrificio invece è stato perfetto e sufficiente. Mi piace tanto questa parola, perché non tutto che è perfetto è sufficiente. No, è stato perfetto, ma è mancato qualcosina. No, ma il sacrificio di Gesù invece è stato perfetto e sufficiente. Tu puoi guardare la persona che è a fianco a te, guarda negli occhi di questa persona, guarda là nel profondo e di a questa persona così: il sacrificio di Gesù per te è stato perfetto e sufficiente. Non serve altro. Non serve altro. Non serve altro. Ah, ma cosa devo fare per essere salvato? Deve salire una scala con 150 gradini, no? Senza nulla nei ginocchi, no? Che arrivi là proprio disfatti, no? Deve lasciare crescere i capelli. No! La Bibbia dice che la salvezza non viene dalle opere perché nessuno se ne vanti, ma la salvezza viene attraverso della fede. No, la salvezza viene da noi per la grazia di Dio rivelata nella morte di Gesù Cristo nella croce. È per questo che noi siamo salvati. Alleluia! Alleluia! Ma vi rendete conto della grandiosità di questa cosa? Noi siamo stati salvati nel sacrificio di Gesù. Lui era là sulla croce, appeso, e alla fine, quando stava per morire, lui grida ad alta voce: tetelestai. Tetelestai. Questa parola nel greco vuol dire è tutto pagato, è tutto consumato. Lui stava dicendo a te e a me: guarda, non hai niente da fare per il perdono dei tuoi peccati, perché tutto quello che doveva essere fatto io ho fatto fino adesso, e adesso sto compiendo la mia opera qui della tua salvezza. Io sto compiendo l'opera della tua salvezza. Io sto pagando il prezzo per i tuoi peccati. L'ira di Dio si è rivelata su di me. Alleluia! Ma allora cosa noi possiamo fare per avere accesso a tutto questo miracolo della salvezza? È molto difficile. Noi dobbiamo credere. Noi dobbiamo credere. Noi dobbiamo credere che tutto quello che Gesù Cristo ha fatto nella croce per noi è stato vero. Noi dobbiamo credere che quando Lui è stato tirato su nel legno, noi siamo stati inclusi nella sua morte e anche nella sua resurrezione. La sua resurrezione è stata la chiusura del processo di salvezza. Lui è morto, sì, gloria a Dio, ha pagato il prezzo, ma dopo lui è risorto perché lui ha vinto la morte e l'inferno. E questa vittoria lui ha consegnato nelle nostre mani. Paolo scrive che in Cristo noi siamo più che vincitori. Più che vincitori. E questo è meraviglioso. Amen. Tu sei più che vincitore. Tu sei più che vincitore. Perché sei forte, perché sei abile, perché sei intelligente. No. Noi siamo più che vincitori in virtù di quello che ci ha amato. Noi siamo più che vincitori in virtù di quello che ci ha amato. E chi ci ha amato più che se stesso? Gesù Cristo. Allora Lui è la nostra salvezza. E la Bibbia dice che Lui è il motivo della nostra gioia. Paolo dice in Filippesi: rallegratevi nel Signore. Vi ripeto, rallegratevi nel Signore. Perché? Perché Lui è la nostra gioia. Noi non riusciamo a trovare gioia in questo mondo, perché la gioia di questo mondo è passeggera. Vieni e vai via, vieni e vai via. La nostra vita senza Gesù è piena di alti e bassi, ma quando noi conosciamo Gesù, noi impariamo a non guardare più alle circostanze. Le cose vanno male, gloria a Dio, perché anche in queste cose io sono più che vincitore. Perché? Perché la parola dice
dice che io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Allora, anche se le circostanze sono negative, anche se io non riesco a vedere la luce alla fine del tunnel, anche se mi mancano i soldi per questo, anche se sono malato, io so che il mio Redentore vive e Lui non mi lascerà da solo. Alleluia! Le sue promesse si compieranno nella mia vita. Amen. Perché fedele è colui che ha promesso. La sua parola dice che fedele è colui che ha promesso. Ogni sua promessa che non è stata ancora compiuta, perché tante sono state già compiute, ogni sua promessa che non è stata compiuta, Lui porterà a compimento fino al giorno del suo ritorno. Amen. Gloria a Dio. Non è la predica, la predica viene dopo. Gloria a Dio. No? Oggi noi abbiamo il piacere, la gioia e l'onore di presentare al Signore la vita di Azzurra. No? Alleluia. E io vorrei invitare qui davanti i genitori, anche i nonni. Venite anche i nonni, dai. Guarda che splendore. Wow. Amen. Allora, volevo solo dire 2 paroline veloci e spiegare un po' perché noi non battesiamo i bambini. No? Noi non battesiamo i bambini. Perché? Perché la Bibbia è molto chiara in questa cosa, che una persona per essere battezzata, lei deve pentirsi dai suoi peccati. No? E allora una condizione per il battesimo è credere, no? Il Signore dice così: tutti quelli che crederanno e saranno battezzati sono salvati. Quelli che non crederanno sono già condannati, no? Allora, una condizione per il battesimo è credere e pentirsi dalla vecchia vita e desiderare una vita nuova con Gesù Cristo. Se io domando a Azzurra se lei si pente dai suoi peccati, Azzurra, tu ti penti di tutti i latte che tu non hai voluto bere, di ogni volta che hai pianto di notte, che i tuoi genitori non hanno dormito, no? Lei è qua tranquilla, non sa neanche cosa sto dicendo, no? E allora, cosa noi facciamo? Noi seguiamo l'esempio di Gesù Cristo. Noi seguiamo l'esempio di Gesù Cristo. Perché è questo che la parola ci insegna. Gesù Cristo è stato il nostro esempio in ogni cosa. In ogni cosa Lui è il nostro esempio. Lui è il nostro esempio di vita, il nostro esempio di figlio, il nostro esempio di pastore, il nostro esempio di ministro, il nostro esempio di amore. Allora, e Lui dice: guarda, tutto questo che faccio in modo che voi possiate seguire il mio esempio. No? E allora, Gesù Cristo quando è nato, Lui è stato presentato nel Tempio. E questo è biblico. Volevo leggere questo per voi. Questo è registrato nel Vangelo di Luca, nel capitolo 2, nei versetti 21, 22 e 23. E allora Luca scrive così: quando furono compiuti gli 8 giorni dopo i quali doveva essere circonciso, gli fu posto il nome di Gesù, il nome che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito. Quando furono compiuti i giorni della purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme, no? Perché lì c'era il Tempio a Gerusalemme, dove il popolo di Dio andava
ad adorare Dio e anche per fare tutte le cose lì, no? Anche per presentare i bambini. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore. E allora, seguendo l'esempio di Gesù, noi presentiamo i bambini. Presentiamo i bambini. Un'altra cosa che voi dovete essere accorti è che c'è una grande responsabilità essere genitori, perché Azzurra non è vostra. La Bibbia dice che i figli sono doni di Dio. Dio ce li impresta e noi ce ne prendiamo cura. È un voto di fiducia di Dio verso di noi, no? E allora noi dobbiamo prendere cura bene di questi figli. Salomone, scrivendo nei Proverbi, lui ci dà un consiglio. Insegna il bambino nella via in cui deve andare e quando sarà grande non si devierà di essa, no? Allora noi abbiamo la responsabilità di insegnare i nostri figli nella via del Signore, in modo che quando loro cresceranno non si devieranno mai di questo. No? Perché? Perché loro devono crescere imparando la parola del Signore, imparando la legge del Signore, imparando gli insegnamenti del Signore, imparando che loro appartengono al Signore e che noi siamo soltanto tutori di loro mentre loro sono qui. È un grandissimo privilegio, ma anche una grossa responsabilità. Perché? Perché noi renderemo conto dei nostri figli al Signore. Noi renderemo conto dei nostri figli al Signore. Il Signore ci richiederà nell'ultimo giorno: cosa avete fatto del mio piccolino, della mia piccolina? E noi dobbiamo rendere conto di questo al Signore. Allora voi avete una responsabilità di guidare Azzurra nella presenza del Signore. Amen. Adesso noi pregheremo per Azzurra. Vi chiedo di alzarvi in piedi un attimino, per favore. Amen. Alzate le vostre mani. No, alzate le vostre mani verso di lei. Io chiedo a Mariana di pregare per i genitori. Tu preghi per loro. No? I nonni. No? In Brasile noi diciamo che i nipoti sono figli con miele. In Brasile c'è questo modo di dire. Non so qua in Italia se c'è qualcosa uguale, no? E allora sono più che figli. No? Noi amiamo i nostri figli, ma i nostri nipoti è una roba che non riusciamo a spiegare, no? È qualcosa in più che i figli, no? Perché i figli, se serve, noi no? Li educhiamo, i nipoti invece noi non riusciamo. Il nipote, noi diamo i dolci, no? Facciamo tutte queste cose, anche se i genitori non vogliono, non devono neanche sapere, no? Ma queste cose no. Amen. Io sarò così con i miei nipoti quando arriveranno, no? Amen. Allora vi chiedo, insieme, come famiglia che siamo, di benedire la vita di Azzurra, no? E di benedire anche la vita di Damiano e di Claudia, e che il Signore possa capacitare loro per questa impresa che non è facile. Educare un figlio non è facile, no? E allora vi chiedo di pregare insieme a me, benedicendo la vita di Azzurra, presentando lei davanti al Signore. Caro Padre, noi siamo felicissimi, Signore, perché un altro dono tuo è venuto al mondo, Signore Gesù. Tu hai dato la benedizione, Signore, a questa coppia di avere un angioletto così bello, Signore. Un regalo, Signore, dal cielo, Signore, che tu hai dato a loro. Tu ci sei fidato di loro, Signore, hai dato questo regalo meraviglioso. E noi vogliamo in questo momento, in quanto famiglia tua, noi vogliamo, Signore, presentare, Signore, la vita di Azzurra nella tua presenza, Signore, portarla davanti al tuo altare, Signore, consacrare la sua vita a te, Signore. Noi benediciamo la vita di Azzurra, Signore, dalla testa ai piedi.
Noi benediciamo la vita di Azzurra, Signore, così come è scritto nella tua parola, Signore. La tua parola dice che tutti i nostri giorni erano già iscritti, Signore, quando noi eravamo ancora in formazione nel grembo della nostra madre. Allora, Signore, io ti chiedo, Signore, che tutti questi giorni di Azzurra, che tu li conosci già, possano essere vissuti nella tua presenza. Noi benediciamo ogni giorno della vita di Azzurra, Signore. Noi chiediamo la tua cura, la tua benedizione, la tua liberazione, Signore. Libera lei, Signore, di ogni malattia, di ogni problema, Signore. Libera lei di ogni male, nel nome di Gesù. Noi preghiamo per la sua vita e chiediamo, Signore, che il tuo segno sia messo nella sua testa, che lei cresca nella tua presenza, Signore. Noi preghiamo, Signore, che lei abbia sempre gli occhi rivolti a te, Signore, che nel suo cuore, Signore, il tuo Spirito Santo lavori fin da piccola, Signore. Nel nome di Gesù noi benediciamo ogni giorno della sua vita, Signore. Benediciamo i suoi amichetti, Signore, quando lei sarà piccola. Benediciamo i suoi amici quando lei sarà adolescente. Benediciamo i suoi amici quando lei sarà già giovane, Signore. Benediciamo tutta la sua vita, lontana da lei, Signore, ogni compagnia, Signore, che possa portarla lontano da te, Signore. Padre, noi preghiamo per lei, che tutti questi giorni siano nella tua presenza, che tutti questi giorni siano vissuti davanti a te, Signore. Padre, noi preghiamo, Signore, che tu possa benedire tutti i suoi amici, che tu possa benedire, Signore, il marito che tu hai già preparato per lei là davanti. Libera lei, Signore, di ogni frustrazione, di ogni problema, Signore, e che lei cresca nella tua presenza, che lei abbia sempre un cuore rivolto a te, Signore, orecchie sensibili alla tua parola, che tu possa parlare con lei fin da piccola, Signore. Noi la benediciamo nel nome di Gesù. Chiediamo, Signore, la tua guida per Damiano, per Claudia, Signore, che loro possano capire la loro responsabilità e fare in modo che lei cresca nella tua presenza, che loro siano esempi, Signore, di santità, esempi, Signore, di purezza, Signore, nella tua presenza, in modo che lei abbia, Signore, dei belli esempi, Signore, a casa e che possa crescere davanti a te. Nel nome di Gesù noi la benediciamo per la gloria e per l'onore del tuo nome. Amen. È solo un pensierino per ricordare la data, così potete avercelo, no? E quando lei sarà grande potete far vedere a lei. Amen. Applaudiamo Gesù. Amen. Potete accomodarvi? Glória a Gesù. Amém. Tu sei felice con Gesù? Gesù è felice con te? Ripeto, tu sei felice con Gesù? Amen. Tutti quanti sono felici con Gesù, vero? Alleluia. E Gesù è felice con te? Amen. Oh gloria. Questa convinzione mi piace. Questa convinzione mi piace. Chissà cosa si celebra oggi. Amém. Glória a Dio. Oggi ricordiamo la Pentecoste, il giorno che lo Spirito Santo è disceso sui discepoli
e sugli altri fratelli che erano riuniti lì a Gerusalemme, no? E io volevo parlare un po' con voi su questo oggi, no? Ogni Pentecoste noi parliamo di Pentecoste, no? Allora non saranno cose tanto diverse, ma noi sappiamo che lo Spirito Santo è molto creativo, no? Vogliamo ringraziare la vita di Cesa che è qui con noi oggi. Gloria a Dio. Ma oggi la facciamo riposare. Lei lavora solo nel pomeriggio oggi. Lei fa il secondo turno. Amen. Gloria a Dio. Allora, il significato della parola Pentecoste vuol dire 50, no? E allora il Pentecoste sono il periodo dopo la Pasqua, no? Che sono 7 settimane, che era la festa delle settimane che gli ebrei celebravano, no? Ma il Pentecoste non è nato lì nel giorno che è successo la discesa dello Spirito Santo. Il Pentecoste c'era già, fin dalla liberazione del popolo dell'Egitto. No, la festa invece è iniziata là dietro e si celebrava. E Dio ha scelto proprio quello giorno lì perché Gerusalemme era piena per conto di questa festa che era molto famosa, no? Gerusalemme era piena di gente. Allora Dio ha scelto quello giorno lì per versare il suo Spirito Santo sulla Chiesa, no? E noi sappiamo che quello giorno lì è stata una festa molto grande, no? Perché la gente passava per la strada lì e hanno cominciato a vedere tutto quel rumore, no? Io ho avuto il privilegio di passeggiare lì a Gerusalemme e noi siamo andati lì nel posto dove è successo questo, no? E c'è una sala sotto così, un po' più piccola di questa qui magari, e c'è un scalino così che porta di sopra ad un'altra sala. E se voi leggete il brano di Atti, dice proprio così che loro sono arrivati e i discepoli, come solito, sono saliti in un'altra sala. Allora il nostro guida ci faceva vedere lì tutta questa cosa e noi abbiamo avuto il privilegio, perché eravamo solo in 4 persone, abbiamo avuto il privilegio di pregare lì ed è stata un'esperienza meravigliosa, è stato molto bello pregare lì dove è successo la discesa dello Spirito Santo a Gerusalemme, è stata un'esperienza meravigliosa. E allora noi sappiamo che Pentecoste vuol dire 50 giorni dopo, sono le 7 settimane che celebravano a partire dalla Pasqua, c'era la festa delle 7 settimane e alla conclusione c'era il Pentecoste, che era la conclusione di questa festa. Shavuot si chiama, Shavuot, è qualcosa simile a questo lì, no? Che era la celebrazione di questa festa lì, che parlava anche dalla festa della raccolta, dove loro portavano le primizie davanti al Signore, e che parlava anche dalla consegna della Torah al popolo di Dio. E allora c'erano tante cose che erano celebrate in questo periodo lì. Ma tutti questi motivi hanno perso la brillantezza, hanno perso l'importanza dopo che è successo il Pentecoste, no? Il Pentecoste viene narrato, viene parlato dall'evangelista Luca, e Luca racconta questo con un'accuratezza meravigliosa, no? Luca, per chi non sa, lui è scritto sia Luca che gli Atti degli Apostoli, e gli studiosi dicono che quello potrebbe essere chiamato anche il quinto Vangelo, che Atti degli Apostoli poteva essere chiamato il quinto Vangelo. Perché? Perché la fine di Luca si collega perfettamente all'inizio di Atti degli Apostoli. Poteva essere tranquillamente una continuità, ma il Signore ha voluto che si chiamasse Atti degli Apostoli. E allora l'evangelista Luca racconta l'inizio della Chiesa. La discesa dello Spirito Santo su quegli uomini segna l'inizio della Chiesa.
No, perché Gesù andava di là e di qua, predicava il Vangelo, ma la Chiesa non esisteva ancora. E allora, questo segna l'inizio della Chiesa. Il Signore versa sui Suoi discepoli un potenziamento che darebbe a loro la capacità di iniziare un ministero che era molto più grande di loro. Era impossibile che loro potessero fare questo da soli. Anche se loro avevano camminato con Gesù, se avevano imparato da Gesù, se avevano visto e avevano anche provato a fare gli stessi miracoli che hanno fatto Gesù, mancava ancora qualcosa, no? Tanto è che se noi guardiamo un po' la fine di Luca, no? Loro ancora non credevano, le promesse del Signore, quello che Gesù aveva insegnato non era ancora entrato nel loro cuore, mancava ancora qualcosa. Quegli uomini erano ancora indecisi, impauriti, e allora Gesù, prima di salire in cielo, Gesù dà un ordine a loro: guarda, voi dovete restare qui a Gerusalemme. Non uscite da Gerusalemme. Luca 24, 49 dice così: ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in città finché siate rivestiti di potenza dell'altro. Atti 1, 12, 14 invece dice così: allora essi tornarono a Gerusalemme, perché loro erano là nel Monte dell'Oliveto, no? E allora tornarono a Gerusalemme, dal monte chiamato Oliveto, che è vicino a Gerusalemme, non distano che un cammin di sabato. Sabato loro non potevano fare degli sforzi, non potevano lavorare, non potevano neanche camminare tanto. Il massimo che loro potevano camminare erano circa 800 metri. 800 metri. Allora, quando qua dice che è un cammin di sabato, no, era fino a 800 metri, più o meno. Non potevano camminare più di questo. E allora il Signore dice: non distando che un cammin di sabato, quando furono entrati, salirono nella sala di sopra. Io sono stato là, ho visto, è vero, stava là. Salirono nella sala di sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo, Dalfeo, Simone il Zelota, Giuda di Giacomo. E tutti questi perseveravano concordi nella preghiera, con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli. Se voi leggete un po' più avanti, avevano lì circa 120 persone più o meno, no? E allora, quando Gesù dà un ordine, la benedizione inizia nella ubbidienza. Perché un po' prima, quando Gesù era morto, tutti si sono dispersi. Vi ricordate? E qualcuno è tornato a pescare. C'erano 2 discepoli che abitavano in Emmaus, loro sono andati via, tutti lì tristi, no? E Gesù arriva davanti a loro e parla con loro, e loro erano così tristi che non riuscivano neanche a capire che era Gesù che stava parlando con loro, no? E non solo loro, ma tutti quanti si sono dispersi, e loro, dopo che Gesù si sono rivelati a loro sono tornati lì, no? E allora loro hanno ubbidito l'ordine di Gesù: tornate a Gerusalemme e restate là finché sarete riempiti dalla potenza dello Spirito Santo. Loro hanno obbedito e sono tornati là. Amen. E allora succede quello che il Signore aveva promesso. Atti 2, 2-4. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di un vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Alleluia!
Voi potete immaginare cosa è successo? Perché questo non era mai successo prima. Oggi, no, se noi vediamo qualche fratello nostro parlare in lingue, no, noi non ci spaventiamo più, perché ormai è una cosa che succede, no? E dobbiamo dire la verità, succede pochissimo dentro della Chiesa, e questo dovrebbe essere cercato con più voglia, con più cuore. La Chiesa dovrebbe cercare. Noi abbiamo il culto di giovedì, che è il culto che viene meno gente e che è il culto più importante della nostra Chiesa, dove è il culto di preghiera, dove noi ci mettiamo in ginocchio nella presenza del Signore e cerchiamo la potenza dello Spirito Santo. Allora io vi consiglio vivamente di prendere un tempo, se non potete tutti i giovedì, venite uno al mese o meno. Investite del tempo, non è tempo perso. Investite del tempo in questo. Venite giovedì sera qui, pregate insieme a noi, cercate la potenza dello Spirito Santo. Perché? Perché questo fuoco che si rivela nel nostro cuore attraverso il battesimo dello Spirito Santo, questo si rivela su tutta la Chiesa. No, noi infuochiamo la Chiesa quando noi siamo pieni dello Spirito Santo. Allora venite. Ah, ma io lavoro. Tutti lavorano. Ah, ma io ho dei figli. Tutti hanno figli. O quasi tutti hanno figli. Non morirai per conto di 2 ore di sonno che andrai a letto più tardi. Non morirai. Fratelli, io aprendo questa parentesi qua, più di una volta, ma molto più di una volta, arrivavo a casa stanco e dicevo, ah dai che oggi non vado in chiesa il giovedì, no? Dai, possiamo stare a casa oggi e riposare. Ma dopo, no, dai che andiamo. Fratelli, io vi dico che quando noi usciamo di qua, siamo rinnovati. E non è una cosa solo che succede a me. Luca lavora. Luca, che ora tu ti alzi, Luca? Luca si alza alle 5:30, va a lavoro, ritorna a casa, si fa una doccia di corsa, cammina 60 km. Cammina 60 km per aprire la chiesa e fare il culto di giovedì. Sei più impegnato di Luca. Usiamo Luca qua come esempio, no? Allora investite nella vostra vita con il Signore. Investite nella vostra vita con il Signore, questo sarà di crescita per voi. Tornando al discorso, no? L'unzione dello Spirito Santo che è stata versata su quegli uomini li ha cambiati la vita. Vi ricordate di Pietro? Pietro un po' prima ha negato Gesù. Voi che siete stati qui a Natale, che avete visto il teatro che i ragazzi hanno fatto, no? La gente arrivava vicino a Pietro e dicevano, oh, ma tu sei uno di quelli là, no? Pietro era quello più vicino a Gesù, era quello che comandava dopo Gesù lì, era uno della leadership, no? E allora uno arriva davanti a Pietro e dice, ma guarda che io ti ho visto con quelli là, tu sei dai discepoli. No, non ho mai conosciuto questo uomo, non so chi è. Passa un altro, oh ma guarda che ti ho visto, no, non sono stato io. Passa il terzo, oh ma guarda che ti ho visto insieme a quello Gesù là, tu appartieni a quello gruppo lì. E lui dice, oh ma mi stai confondendo con un altro, non so neanche chi è questo uomo. E allora canta il gallo. Il gallo non sta molto bene oggi. Oggi è un po' debole. Il mio gallo è già stato meglio. Oggi ho la garganta, la gola un po' pregiudicata, no? Ma quell'uomo che era quello che ha detto, guarda Gesù, io sono disposto a morire per te. E Gesù lo dice, guarda che fra un po' tu mi negherai 3 volte, no? E allora quest'uomo nega il Signore 3 volte, il gallo canta, Gesù lo guarda, lui piange, no? E fra un po' questi uomini sono cambiati, quelli che erano impauriti, quelli che erano indecisi, quelli che erano incostanti, quelli che erano tante cose, loro sono stati
cambiati perché qualcosa è successo nella loro vita. Lo Spirito Santo è venuto non solo per insegnare loro a parlare nella lingua degli angeli, lo Spirito Santo è venuto su di loro per capacitare loro per qualcosa che era molto più grande di loro. Lo Spirito Santo viene su di loro e lo Spirito Santo potenzia quegli uomini lì per iniziare un'opera meravigliosa di salvezza per tutto il mondo. Amen. E la Chiesa dovrebbe dire Amen. Loro avevano una missione. Matteo 28:19, Gesù riuniti con loro, quando Gesù stava già per salire in cielo, Gesù dice con quelli: andate dunque e fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù riunisce loro e di loro quello che loro devono continuare a fare. Loro avevano già capito il messaggio, no? Loro avevano già capito la missione. Gesù rinforza questa missione a loro e Gesù dice: guarda, adesso non ci sarò più e adesso tocca a voi, no? Ma Gesù non li manda nel mondo senza prima preparare loro, perché come abbiamo detto prima mancava ancora qualcosa per loro. E allora il Signore ha detto a loro: guarda, voi dovete restare qui finché sarete pieni dallo Spirito Santo. Loro sono andati a Gerusalemme, sono stati lì, sono stati riempiti dello Spirito Santo, no? Allora Atti, Gesù dà loro anche le risorse. Gesù dà la missione, ma dà anche le risorse per compiere la missione. Atti 1:8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Guarda la persona che è a fianco a te e di a lei: fino all'estremità della terra. D'altra parte, fino all'estremità della terra. Allora Gesù dà a quegli uomini le risorse per fare questa missione. Voi riceverete potenza. Amen. Allora Gesù dà potenza a quegli uomini. Potenza. Voi sapete bene che il Nuovo Testamento è stato scritto nella lingua greca, no? E allora potenza viene dalla parola greca dunamis, che vuol dire forza, potenza e abilità. Forza, potenza e abilità. Allora il Signore sta consegnando nella mano di quegli uomini lì forza per fare quella missione, potenza e abilità per predicare il Vangelo. Loro non erano più dispreparati, loro adesso erano potenziati dallo Spirito Santo per iniziare quell'opera lì, no? E Dio ha dato anche audacia, perché prima loro erano timidi, no? Erano timidi nel parlare, erano timidi perché? Perché erano pescatori, erano uomini semplici, no? Qualcuno ha anche detto: oh, ma può venire qualcosa di buono dalla Galilea? Può venire qualcosa? Perché? Perché in quella zona tutti erano persone semplici, erano pescatori, lavoratori con l'agricoltura. E allora non si pensava di avere lì uomini con grandi conoscenze, uomini che parlassero bene, no? Allora il Signore dà loro anche audacia, no? La parola testimoni, no? E Gesù dice: e mi sarete testimoni. La parola testimoni viene dalla parola martus. La parola martus vuol dire un testimone in senso legale, in senso storico. Loro erano testimoni perché avevano camminato con Gesù, avevano guardato tutto quello che Gesù aveva fatto, avevano imparato dal migliore, no?
uno che è un spettatore di qualcosa, per esempio di una gara in senso etico, quello che seguendo il suo esempio ha verificato la forza e la genuinità della loro fede in Cristo, subendo la morte violenta. Quelli che erano codardi, impauriti, tutto quanto, adesso loro non temevano più la morte. Adesso loro non temevano più la morte, e questa è stata la trasformazione che loro hanno subito quando lo Spirito Santo è sceso su di loro. Perché prima Pietro aveva paura anche di identificarsi davanti agli altri che lui era dalla squadra di Gesù. No, non sono io, non sono io. No. Quando hanno catturato Gesù, la parola racconta che tutti fuggirono. Tutti sono corsi via, hanno abbandonato Gesù. E feriranno il pastore e le pecore si spargeranno. E loro hanno fatto questo. Ma adesso le cose sono cambiate. Perché? Perché adesso loro stavano pieni dallo Spirito Santo. La promessa si è compiuta su di loro, no? E allora la cosa comincia a cambiare. Quegli uomini che erano impauriti, che avevano paura di parlare, che erano timidi, allora adesso loro si alzano in autorità e loro predicano il Vangelo. Alleluia. Uomini pieni dello Spirito Santo iniziano con audacia a predicare il Vangelo di Gesù Cristo, e questo segna l'inizio della Chiesa e cominciano già a vedere i frutti. Alleluia. Alla prima predica di Pietro, no? Quando stavano tutti lì, che si sono fermati davanti alla casa dove loro stavano, perché c'erano tutti quei rumori, tutto quello chiasso, loro si fermano lì e dicono: oh, ma cos'è questa cosa? Cosa sta succedendo in mezzo a questa gente? Qualcuno diceva: ma questo qua sono ubriachi. No, perché non è normale una cosa così. E un altro diceva: no, ma guarda che io sono dall'Egitto, io sono dall'altra parte e io sento che lui parla nel mio dialetto. E come può una cosa così, che lui parla delle grandezze di Dio nella mia lingua? E qualcun altro derideva dicendo: no, guarda che questi sono pieni di vino dolce. E allora Pietro si alza, un Pietro tutto diverso di quello prima, un Pietro adesso pieno dalla potenza dello Spirito Santo. Lui si alza in autorità e lui predica: guarda, questi uomini non sono pieni di vino, perché sono appena 9 del mattino. Non sono pieni di vino. Quello che è successo qui è qualcosa che voi non riuscite ancora a capire, ma è una promessa compiuta da quello che voi avete crocifisso. E Pietro in autorità predica il Vangelo a quegli uomini. Atti 2,38 dice così: e Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Allora Pietro sta dicendo: guarda, voi che avete crocifisso il Signore, voi che avete negato tutto quello che il Signore aveva parlato, voi che non avete creduto nelle promesse del Signore, voi andrete all'inferno. Ma se voi vi pentirete di tutto quello che voi avete fatto, una nuova vita è preparata per voi. Questa che noi abbiamo può essere data anche a voi. Lo Spirito Santo che noi abbiamo appena ricevuto può essere dato anche a voi. Non è un privilegio nostro, ma è anche un privilegio vostro. Allora cosa dovete fare? È quello che stavamo parlando all'inizio. Lui dice, guardando negli occhi di quella moltitudine: ravvedetevi. Ravvedetevi, dimenticate la vostra vita, dimenticate la vostra malvagità, dimenticate le vostre trasgressioni, dimenticate tutto quello che è rimasto indietro e iniziate una nuova vita davanti al Signore. Consegnate il governo della vostra vita al Signore. Non è una nuova religione. Non ne stiamo parlando di una nuova religione. Ah, guarda che questi qua si alzano adesso e cominciano a parlare di un'altra cosa, di un'altra religione. No, noi stiamo parlando di Gesù Cristo che è venuto per cambiare la vita. Noi parliamo di Gesù Cristo che è venuto per perdonare i nostri peccati. Noi parliamo di Gesù Cristo che è venuto per darci un nuovo inizio, per darci la possibilità di una nuova vita. E Lui è qui, alleluia. E cosa è successo? Quegli uomini si sono pentiti. Quegli uomini si sono pentiti. Alleluia. Atti 2,41. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati. E in quel giorno furono aggiunti a loro circa
3.000 persone. Alleluia! Un bel inizio per la Chiesa di Cristo, alleluia! Un bel inizio per la Chiesa di Cristo, alleluia! 3.000 persone in una predica. Lo Spirito Santo ha lavorato in mezzo a quella gente lì. Ma cosa produce questo? Cosa produce questo? È quando la Chiesa piega il ginocchio davanti al Signore e prega. Perché io credo in questo. Che una Chiesa che prega davanti al Signore, una Chiesa che cerca la sua presenza, la Chiesa cambia l'ambiente in cui vive. Io sono certo di questo. I grandi risvegli successi nel mondo sono partiti da un gruppo che pregava. A Azusa Street, che è quello più famoso negli Stati Uniti, c'era un gruppo dell'Assemblea di Dio che pregava. Loro pregavano e pregavano e pregavano. Doveva essere soltanto una riunione di preghiera, come qualsiasi altra. Ma è una riunione di preghiera che è andata avanti. È una riunione di preghiera che è andata avanti nel tempo. E la storia racconta, no? Anche se a volte noi non crediamo, ma è successo così, che i vicini venivano lì per lamentarsi dal rumore e gli accettavano Gesù. Oh, ma potete fermare con questo rumore? Era così che succedeva, perché la potenza di Dio era così forte in quello posto che loro non riuscivano a trattenersi. Non siamo noi che facciamo quest'opera nella vita delle persone, non è la nostra eloquenza, non è il nostro ricco vocabolario che cambierà la vita delle persone, ma sono ginocchi per terra. Sono ginocchi per terra, è il digiuno che noi facciamo, è la nostra preghiera che cambierà la vita delle persone che sono accanto a noi. Le persone non vengono per la Chiesa perché noi non preghiamo per loro. Un pastore in Brasile diceva sempre così: oh, prima di parlare di Gesù a questa persona, parla di questa persona a Gesù. Noi dobbiamo chiedere, Spirito Santo, comincia a lavorare la terra arida di questo cuore, comincia a passare l'aratro, comincia a annaffiare, comincia a ammorbidire questa terra come un agricoltore fa la piantagione. Dopo l'inverno, noi sappiamo che dopo l'inverno la terra è petrificata, no? Vero o no? La terra è dura. Se buttano il seme lì, e gli uccelli vengono, mangiano tutto, perché? Perché non riesce neanche a fare radici. Allora, prima di seminare, loro passano l'aratro, uno più grosso, e dopo passano un altro, e dopo passano un altro, fino a che la terra diventa fina, così morbida. E allora vengono con un'altra macchina che mette il seme in profondità nella terra, non è sopra, no? Pianta là nel cuore della terra, e dopo loro aspettano che venga la pioggia per annaffiare. La pioggia viene e quello comincia a germogliare e cresce. La parola del Signore nel cuore degli uomini è la stessa cosa. Se noi non preghiamo prima in modo che i cuori siano preparati, non succederà nulla. Non succederà nulla. Magari se il predicatore è buono, lui riesce un po' anche a muovere l'emozione di quella persona lì. Ma non è un lavoro durevole, non è un lavoro che cambia. No, io mi ricordo che una volta ho sentito un pastore che predicava e lui diceva così: tu puoi benissimo predicare senza lo Spirito Santo. Tu puoi benissimo pregare senza lo Spirito Santo. Tu puoi fare un culto senza lo Spirito Santo. Tu puoi muoverti senza lo Spirito Santo, ma prova a convertere qualcuno a Gesù senza lo Spirito Santo. È impossibile. È impossibile. Perché? Perché quest'opera, il pentimento, la situazione di peccato, è soltanto lo Spirito Santo che ci fa capire questo, perché noi non ce la facciamo da soli. Allora, il risultato di quella conversione di 3.000 persone è stato il loro ginocchio piegati davanti al Signore, pregando, finché sono stati riempiti dallo Spirito Santo. E allora Pietro si alza, vedetevi, i 3.000 persone
3.000 persone si sono convertite a Gesù e sono state battezzate. Alleluia. E la parola del Signore dice in Atti 2,47, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo, il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Alleluia, la Chiesa non si fermava, la Chiesa è partita in quinta, la Chiesa non si fermava, la Chiesa cresceva, i cuori erano toccati, no? E la popolazione della città era contenta con quello che stava succedendo, perché rifletteva anche a loro. Fratelli, quando una Chiesa si posiziona, la criminalità sminuisce. Quando una Chiesa si posiziona, la prostituzione sminuisce. Quando una Chiesa si posiziona, lo spaccio di droga sminuisce. Quando una Chiesa si posiziona, miracoli succedono. Il problema è che la Chiesa non si posiziona più come una volta. La Chiesa, noi abbiamo già sentito di uomini di Dio che da solo pregando hanno cambiato una nazione. Io non so come si parla il nome di quest'uomo, è John Knox, un inglese. Lui ha cambiato l'Inghilterra attraverso la sua preghiera. E ci sono anche altri uomini che hanno piegato il ginocchio, uomini che hanno pagato il prezzo in preghiera. E tanta gente è venuta al Signore attraverso la loro preghiera, attraverso il loro digiuno, attraverso il loro sacrificio. Alleluia. E la Chiesa non si fermava. Lo Spirito Santo bruciava nel cuore di quegli uomini. Atti 4,4, ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero. No? Loro continuavano a predicare con franchezza. No? E la parola dice, e il numero degli uomini salì a circa di 5.000 persone. Alleluia. 2 capitoli dopo. Erano ancora quelli che erano lì per la festa. Si stavano ancora convertendo. 3.000 sul primo colpo, e altri 2.000 sul secondo colpo, e formavano già un gruppo di 5.000 persone. Alleluia. La Chiesa continuava a crescere. La Chiesa è un organo vivente. La Chiesa deve crescere. La Chiesa, essendo alimentata bene, la Chiesa deve crescere. Se la Chiesa non cresce è perché la Chiesa è malata. Io lodo il Signore perché la nostra Chiesa sta crescendo e questo è un buon segno. Lodato sia il nome del Signore per questo. Ma io volevo che questo fosse molto più veloce. La nostra Chiesa compie a novembre 20 anni. 20 anni che la nostra Chiesa è iniziata. E noi siamo ancora in 150 persone. Ah, ma in Italia la cosa è difficile. In Italia i cuori sono duri. Ma io credo in un Gesù che può cambiare anche i cuori duri. Io credo in un Gesù che può buttare giù la religiosità. Io credo in un Gesù che può rompere con la idolatria. E quando noi parliamo di idolatria non parliamo soltanto dei santi, perché ci sono quelli che pensano che idolatria è solo i santi. No, idolatria è tutto quello che prende il luogo di Dio nella nostra vita, tutto quello che sostituisce, tutto quello che occupa il luogo di Dio nella nostra vita è idolatria. E la idolatria più grande in mezzo al popolo di Dio oggi sono i soldi. È la cosa più difficile di essere lavorata nella vita delle persone, perché le persone sono troppo attaccate ai soldi, al consumismo, e questa è una preoccupazione perché questo ci allontana dal Signore. Io credo in un Dio che cambia ogni cosa quando noi ci mettiamo nella sua presenza. Io credo in un Dio che cambia i cuori. Io credo in un Dio che salva i musulmani. Amen. E perché questo non può succedere in Italia? Sì che può succedere in Italia. Io credo in un Dio che per Lui non ha nulla di impossibile. La sua parola dice questo. La Bibbia non è un libro di favole,
Magari noi leggiamo delle storie nella Bibbia e qualcuno può pensare, ah no, ma guarda che questa cosa qua è una bella storia, ma è impossibile che questo sia successo. E io vi dico una cosa, dalla Genesi all'Apocalisse, la Bibbia è vera, la Bibbia è degna di fiducia. La Bibbia è stata ispirata dallo Spirito Santo di Dio, è scritta dagli uomini, ma non della testa degli uomini. Allora quello che c'è scritto qui è vero, fratelli. Tutto quello che è successo è vero. Donne con 100 anni che hanno figli, uomini che camminano sulle acque, il mare rosso che si apre, il pesce che ingoia un uomo. Pastore, ma sta esagerando. Non sto esagerando, no. È vero. È vero. Chi è d'accordo con me? È vero. Perché? Perché la Bibbia non contiene la parola di Dio. La Bibbia è nella sua totalità la parola di Dio. Allora tutto quello che c'è scritto dentro la sua parola è vero, è degno di fiducia. Non so se avete visto, un altro parentesi veloce qui. La storia, l'archeologia ha scoperto un po' di tempo fa, nel fondale del Mare Rosso, tante ruote e scheletri di cavalli e scheletri di uomini. Non so se avete mai visto questo. Leggete, c'è su Google. Loro hanno localizzato, sono andati lì e hanno visto, è sepolto là. E cosa vuoi dire questo? Sono l'esercito dell'Egitto che stava correndo dietro al popolo di Dio quando hanno attraversato il Mare Rosso. La parola del Signore dice che le onde hanno coperto loro e loro sono rimasti lì. Alleluia! La parola del Signore è vera, l'archeologia dimostra questo. La scienza dimostra questo. Ogni giorno la scienza scopre qualcosa che la Chiesa sapeva già 2000, 3000, 4000 anni fa. E perché noi non diamo credito alla parola del Signore? E perché noi non crediamo a quello che dice la parola del Signore? La scienza sta dimostrando ai credenti, guarda, che voi avete ragione in quello che predicate. Pochi giorni fa ho predicato sulla neuroplasticità. È una cosa che la scienza studia da tanti anni, ma si è un po' approfondita negli ultimi anni e tutto quanto. La Bibbia sapeva già, Salomone parlava di questo. Che il cervello si può rimodellare attraverso la tua dichiarazione. Loro credono nella parola positiva, noi crediamo nella fede. Ma è la stessa cosa. Noi crediamo che la dichiarazione di fede muta le circostanze, cambia le circostanze. Sì o no? Noi crediamo le parole di fede, perché? Perché la parola di Dio è viva ed è efficace. Allora noi crediamo che la pronuncia, pregare la parola di Dio cambia le circostanze, e questo è vero. Adesso la scienza dimostra che il cervello è riprogrammabile. Leggete. Andate su Google, leggete la parola, dubitate di me, andate a vedere se è vero, crescete nella conoscenza della parola e lo Spirito Santo lavorerà ai vostri cuori e voi vedrete che quello che sto dicendo qua non sono racconti, non sono favole, sono cose che sono successe. La Chiesa è passata per una rivoluzione, la Chiesa è iniziata in quinta, alleluia, ma c'è una cosa meravigliosa che succede. Atti 28, la fine del libro di Atti, il libro di Atti non finisce. Il libro di Atti degli Apostoli non ha una chiusura. Il libro di Atti degli Apostoli non finisce. Loro finiscono così. Paolo rimase 2 anni interi in una casa da lui presa in affitto e riceveva tutti quelli che venivano a trovarlo.
proclamando il regno di Dio, insegnando le cose relative al Signore Gesù Cristo con tutta la franchezza e senza impedimento. Finito Atti degli Apostoli. Non c'è una chiusura. Paolo era in arresto domiciliare, qua vicino a noi, a Roma. Paolo era in arresto domiciliare e la casa dove lui era in arresto domiciliare era aperta e tanti venivano lì per sentire la parola del Signore, tanti venivano lì per essere ammaestrati da lui. Alleluia. La chiesa che è iniziata con gli apostoli continuava a crescere. Paolo era già a Roma, dopo i suoi viaggi Paolo ha portato la parola del Signore in tanti posti, no? Nei Corinzi, ai Galati, agli Efesini, ai Tessalonicesi. Paolo andava, le chiese nascevano, il Vangelo era predicato, alleluia. La chiesa continuava a crescere e anche lì nelle sue catene lui continuava a predicare il Vangelo con franchezza. Non c'era nulla che poteva fermare quegli uomini. Paolo è stato uno dei più grandi evangelisti dopo Gesù Cristo, dei più grandi predicatori della sua parola. Nulla poteva fermare Paolo, perché lui diceva: ai di me se io non predico questa parola, ai di me se io non predico questa parola. Alleluia. La predicazione è iniziata in Gerusalemme, è passata per tutta la Giudea e Samaria e ci ha raggiunti qui. La parola del Signore ci ha raggiunti qui. Noi siamo i confini della terra che Gesù Cristo ha detto. Noi siamo i confini della terra e grazie al sacrificio di quegli uomini che hanno pagato con la vita, perché tutti loro hanno avuto una morte tragica, eccetto a parte Giovanni, tutti quanti hanno avuto una morte tragica per amore al Vangelo, per fare in modo che il Vangelo andasse avanti. No, e noi siamo i confini della terra. Loro hanno pagato il prezzo perché noi potessimo essere salvati. Alleluia. Ma non è ancora finita. Non è ancora finita, perché ci sono ancora popoli che non sono stati raggiunti dalla parola del Signore. Non è ancora finita. Isaia, nel libro di Isaia, ha avuto una visione e lui è arrivato davanti a Dio e lui si lamenta: ai di me perché ho visto il Signore e io morirò perché io sono un uomo di labbra impure. La storia racconta che un angelo prende una braccia e vai alla sua bocca e purifica la sua bocca. E allora il Signore dichiara in Isaia 6,8: poi la voce del Signore che diceva: chi manderò? Chi andrà per noi? Per noi chi? Per il Padre, per il Figlio e per lo Spirito Santo, per la Trinità che era lì. E allora Isaia si alza e lui dice: Signore, trova qualcun altro, perché intanto io non posso fare nulla, sono troppo piccolo. No, Isaia si alza e dice: Signore, eccomi, manda me, manda me. Oggi noi non evangelizziamo più. Oggi noi non parliamo più di Gesù. Noi abbiamo vergogna di dire che siamo credenti, perché abbiamo paura che la gente possa deridere di noi. Io lavoro in una industria e nessuno sa che io sono credente, perché sono solo io di credente là e io non ho il coraggio di prendere posizione di quelli che sono là dentro. Romani 10, 14, 15, Paolo scrive così: ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Fate attenzione a questo brano. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Grazie. E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentire parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati?
come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Come sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. La Chiesa è timida, la Chiesa è impaurita, la Chiesa è indecisa, la Chiesa è incostante. Ma è arrivato il tempo che noi dobbiamo alzarci. Ah, ma io non so cosa predicare. Il lieto messaggio è Giovanni 3,16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. È questo il messaggio. È questo il messaggio, perché Dio ha tanto amato il mondo. Invece di dire il mondo, tu puoi dire perché Dio ha tanto amato te. Perché anche se fosse soltanto per me o per te, Gesù lo farebbe lo stesso. Perché Dio ha tanto amato te che ha dato il suo unigenito figlio affinché tutti quelli che credono, te compreso, non perisca, ma abbia la vita eterna. Noi che eravamo predestinati all'inferno, adesso abbiamo la possibilità della vita eterna in Gesù, gratis. Non dobbiamo fare sforzi, non dobbiamo pagare, non dobbiamo farci meritare, perché è grazia, grazia, favore immeritato, grazia. È quello che Gesù Cristo ha conquistato nella croce. E per arrivare a Dio e avere accesso a questa salvezza, la risposta è una sola anche. Giovanni 14,6. Gesù dice con la sua bocca, con le sue parole, Gesù disse, io sono, fate attenzione a questo, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. La strada è una sola. La strada è una sola. Non ci sono scorciatoie. Magari siamo stati ingannati per tutta la vita, magari abbiamo ascoltato un altro tipo di Vangelo per tutta la vita, magari abbiamo creduto in altre cose, magari abbiamo posto la nostra fede in altre cose, ma io ti dico, soltanto Gesù ci può portare in cielo, soltanto Gesù può restaurare la nostra relazione con il Padre, soltanto Gesù ci può riportare a quello che noi eravamo prima. È l'opera dello Spirito Santo attraverso la sua grazia rivelata in noi che ci farà degni di vivere l'eternità a fianco a Lui. Alleluia! Ah, ma io non sono in grado di predicare. Non sei tu che devi predicare, ma quando tu ti fai disponibile è lo Spirito Santo che agisce attraverso la tua vita. Ah, ma io devo preoccuparmi con le parole. Se tu leggi la parola del Signore, hai già il testo da dire. E dopo lo Spirito Santo ti aiuterà a mettere insieme i versetti giusti da parlare a quella persona lì. L'audacia viene attraverso lo Spirito Santo. E un'altra cosa che la discesa dello Spirito Santo ha causato nella vita di quegli uomini, che li ha portati fino a morire per la predicazione del Vangelo. Quegli uomini amavano le anime. Magari è quest'opera che manca ancora nel nostro cuore, perché il confine della terra è il nostro vicino. Il confine della terra a volte sono i nostri figli. Il confine della terra a volte sono i nostri parenti che non conoscono Gesù, e noi non stiamo arrivando lì. Ah, intanto lui non vuole, un problema è suo, io sono salvo intanto e questo mi basta. No, è sbagliato, perché la parola dice che quello che sa fare il bene e non lo fa, pecca, e il peccato ci allontana da Dio. Allora noi non possiamo permettere che questo sentimento cresca nel nostro cuore.
Noi dobbiamo darci da fare. Siamo timidi, preghiamo che questa timidezza vada via. Siamo impauriti. Il Signore ci ha dato un spirito di coraggio. Non siamo codardi. Non siamo codardi. Siamo pieni dello Spirito Santo di Dio, alleluia. E è lo Spirito Santo di Dio che lavora in noi. Lo Spirito Santo è già stato riversato nella nostra vita. Noi abbiamo già la capacitazione, siamo stati potenziati per quest'opera. Allora dobbiamo soltanto uscire e predicare il Vangelo. Paolo parla a Timoteo, 2 Timoteo 4,2, predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprova, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Ho già detto una volta, la persona non vuole, ma sì che vuole, insiste ancora, vai a casa, prega un po', digiuni, torna là, dai un'altra stuzzicata, non ha voluto ancora, prega ancora un po', digiuna, torna là. Lo Spirito Santo fa l'opera, perché qui in Italia è difficile quando noi predichiamo una volta sola e una persona riceve Gesù. Ma se tu stabilisci una relazione con quella persona, dimostrando Gesù nel tuo modo di essere, non devi farlo ingoiare a forza Gesù. No, vieni qua che ti metto Gesù nel cuore e cambierà la tua vita. Non è così che funziona. Ma se tu prendi la persona e cammina con questa persona e prega, ascolta questa persona, è una relazione, non è una cosa di un minuto, sono giorni, sono mesi camminando insieme. Magari questa persona cade. Io sono là e lo tiro su, pregando, e noi continuiamo, non andare via, e noi continuiamo, è una relazione lunga questa, no? E noi continuiamo a camminare, no? Perché? Perché lui comincia a vedere Gesù in me. Lui guarda, non vede più Daniel, ma lui vede Gesù in me. Lui vede la trasformazione che Gesù ha fatto nella mia vita. E questo comincia a toccare il suo cuore. Lui comincia a dire: wow, nei momenti più difficili Daniel non mi ha abbandonato. Nei momenti più difficili Daniel era là insieme a me. No, io ho passato per dei problemi, Daniel non mi ha abbandonato. Anzi, lui ha pregato per me, lui mi ha sostenuto. Lui è venuto a casa mia, ha pianto con me e noi abbiamo iniziato a camminare insieme e io comincio a fidarmi di questo uomo, no? E io comincio a vedere che c'è qualcosa di diverso in lui, io comincio a vedere e la sua vita comincia a essere trasformata per quello che io dimostro nella sua vita. La sua vita comincia a essere trasformata perché noi abbiamo stabilito una relazione e io comincio a testimoniare di quello che Gesù ha fatto nella mia vita e questo comincia a fare la differenza anche nella sua vita e lui comincia a vedere: wow, la vita di questo uomo è diversa e io voglio questo, io voglio questo amore che lui c'ha nel cuore, io voglio questa gioia che lui ha nel cuore che non cambia con le circostanze, io voglio questa costanza che lui ha, perché anche quando lui ha problemi, anche quando lui è ammalato, lui è lì saldo nella fede, lui non cambia mai, lui confida in un Dio che fa la differenza e è questo che io voglio per la mia vita. È la nostra relazione che cambierà la vita di queste persone. Grazie. È la nostra relazione. Alleluia. È quello che noi siamo. È la testimonianza di quello che Gesù Cristo ha fatto nel mio cuore. Io sono felice, sempre. Stamattina proprio parlavamo lì. Ho già vissuto tanto. Ne ho già passate nella mia vita. Ma se qualcuno mi chiedesse, ho detto a Rosy, se qualcuno mi chiedesse se tu potessi tornare indietro, cosa tu cambierebbe della tua vita? Io direi nulla. Non cambierei nulla, perché magari se io cambiassi una virgola nel mio passato, io non sarei qui. E questa è la parte migliore della mia vita.
ho una moglie bellissima, ho dei figli meravigliosi, ho una famiglia meravigliosa. Cosa potrei mai volere dal Signore se non questo? E sopra ogni cosa, io sono salvo. Io ci vado in cielo, ma non perché me lo merito, ma perché Lui ha conquistato questo nella croce per me e io ho questa sicurezza nel cuore. Alleluia! Alleluia! E questo è disponibile, non è solo mio, non è solo privilegio di chi viene a questa chiesa, è disponibile a tutti noi. Noi abbiamo bisogno di una chiesa che si posizioni. Noi abbiamo bisogno di una chiesa che si posizioni. Noi abbiamo bisogno di una chiesa che si posizioni. Noi abbiamo bisogno di una chiesa che si posizioni. Noi siamo figli di Dio e gli altri devono sapere di questo, ma non è con superbia. Non è con superbia. Ah, io sono migliore di te perché io sono figlio di Dio. No, è con amore. È con amore. Paolo ha detto: guarda che io sono disposto a spendere e anche a spendermi per amore di voi. Ed è così che il Signore si aspetta, perché Lui ha detto che voi dovete amarvi gli uni gli altri come io vi ho amati. È questo livello di amore che Gesù aspetta di ognuno di noi, quell'amore che noi piegheremo le nostre ginocchia e pregheremo ancora finché non vedremo l'opera compiuta nella vita delle persone. Alleluia! La creazione geme per la manifestazione dei figli di Dio. La creazione geme per la tua manifestazione. La creazione aspetta la tua manifestazione, Vittorio. La creazione aspetta la tua manifestazione, Gemina. Jerry, la creazione sta aspettando la tua manifestazione. Rosa, Mirauva, tutti noi. La creazione sta aspettando la nostra manifestazione, la manifestazione dei figli di Dio. I figli di Dio siamo noi. Noi dobbiamo prendere posizione, perché noi cambieremo Venezia, noi cambieremo il Veneto. Il Veneto si inginocchierà davanti a Gesù, riconoscendo che Lui è il Signore. Alleluia. Amen. Amen. Mettiamoti in piedi, per favore. Io volevo chiedervi di uscire dal tuo posto. 5 minuti. Dopo noi chiuderemo la nostra riunione. Esci dal tuo posto, per favore, e prendi una persona che tu non conosci. Non vale il marito e la moglie, non vale i figli. E io voglio che tu interceda per questa persona, che tu preghi per questa persona. Io voglio che tu interceda per queste persone, che tu preghi per queste persone. E che questa unzione dello Spirito Santo possa venire fuori nella vita di questa persona. Prega per un'unzione di audacia. Prega con autorità. Prega con autorità. Benedici la vita di questa persona. Prega per un'unzione di audacia. Prega per un'unzione di audacia. Prega per un'unzione di audacia nel nome di Gesù. Prega per un'unzione di audacia. Prega per un cambiamento. Prega per un cambiamento nella vita di questa persona. Prega per una rivoluzione, che lo Spirito Santo venga sulla vita di questa persona, che lo Spirito Santo lavori, che la timidezza vada via, che la paura vada via, che un'unzione di audacia possa venire sulla vita di questa persona. Prega con autorità, via la paura, via la timidezza, via l'indecisione, via l'insicurezza,
via ogni ostacolo nel nome di Gesù. Alleluia. Che la tua benedizione venga sulla tua chiesa. Alza, Signore, una chiesa piena del tuo Spirito Santo. Alza una chiesa piena del Spirito Santo. Alza una chiesa audace, Signore. Alza una chiesa che si posiziona. Alza una chiesa che non si vergogna di predicare il tuo Vangelo. Oh, alza una chiesa che predica la tua parola a tempo e fuori tempo, nel tempo opportuno e no. Benedici la tua chiesa. Benedici la tua chiesa. Togli la timidezza, togli la paura nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù lavora nella vita delle persone. Oh, alleluia. Glorifica il tuo nome, Signore Gesù. Glorifica il tuo nome, Signore Gesù. Alleluia. Dà la tua benedizione, Signore. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Oh, io prego per un versamento della tua potenza. Io prego per un versamento della tua potenza su ognuno, Signore. Io prego per la manifestazione della tua gloria sulla tua chiesa. Alleluia, alleluia. Io prego per trasformazione dei cuori. Io prego per una conversione vera. Io prego per una conversione vera, Signore. Io prego per un'esperienza vera. Io prego per un tocco del tuo Spirito Santo. Alleluia. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, yala basheri canta, yala rabasheri andala mas. Era barabasheri canta la mas. Oh, alleluia, 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 alleluia. Il tuo nome sia lodato, Signore Gesù. Alleluia. Oria basheri canta la rabasheri andala mas. Alleluia, tocca. Spirito Santo tocca. Spirito Santo convince. Spirito Santo lavora. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Oh, gloria, 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 gloria. Alleluia. Amém. Amém. Il tuo nome sia lodato, Signore. Il tuo nome sia glorificato. Amém. Amém. Gloria a Gesù. Noi stiamo già per finire la nostra riunione. Potete accomodarvi solo un minuto, così non vi lascio in piedi. Mariana farà gli avvisi e dopo noi pregheremo per chiudere la nostra riunione. Che Dio vi benedica e che lo Spirito Santo continui a parlare nella vostra vita e che la discesa dello Spirito Santo sia reale su di voi e voi possiate essere potenziati dallo Spirito Santo di Dio per diventare dei predicatori instancabili. Come si dice? Instancabile. 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 E che nulla vi faccia chiudere la bocca, ma che voi possiate andare avanti a tempo e fuori tempo, a tempo opportuno e non opportuno, ma che voi possiate predicare e predicare e predicare la parola del Signore affinché questo Vangelo raggiunga fino ai confini della terra. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Abbiamo ricevuto, amen. Che il Signore ci aiuti ad essere saggi, abbastanza da mettere in pratica ciò che abbiamo ricevuto, amen.
Volevo velocemente dare gli avvisi. Chiamo già Gabi qui, amen, che ci darà un avviso importante. Ma volevo ringraziare a tutti voi visitanti, tutti voi che siete qui per la prima volta con noi, quelli no. Voglio ringraziare Sion, Noemi. Thank you so much. God bless you. You are welcome with us. Amen. Voglio ringraziare Adriano, no? Adriano, il papà di Dami. Sei sempre il benvenuto qui insieme a noi, Adriano. Maria Cristina e Walter, che sono i genitori di Claudia. Che Dio vi benedica. Grazie della vostra presenza. E voglio ringraziare Alexandre, che è qui. Già, Alexandre, que Deus te abençoe, que você possa se sentir em casa no nosso meio. Amém? Amém. Depois, se você quiser conhecer a Risla, levanta a mão. É a nossa pastora de jovens, junto com o esposo dela. E vocês podem conversar e se conhecer. Amém? Amém. Voglio ringraziare la mia amica del cuore, Cesa, no? Che è uscita un attimo. Io ringrazio Dio perché ogni volta che possiamo stiamo insieme. E oggi lei, come ha detto Daniel, lei ha riposato qui e stasera sarà a portare la parola lì a Vicenza. Se voi volete venire, siete benvenuti lì a Tiene stasera insieme a noi. E voglio dare il benvenuto a Andrei. Alzati, Andrei, il marito di Gabi. Amém. Levanta. Nós oramos por você, meu filho. Você sabe disso, né? Que nós oramos por você e você é muito bem-vindo. Que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênçãos. E seja bem-vindo aqui. Benvenuto a casa. Amém? Vem, Gabi. Adesso sono un po' emotiva. Ciao Chiesa. Allora, sta arrivando in un paio di mesi di nuovo il nostro summer camp di ogni anno. Però non è solo un summer camp, questo... Sì, c'è. Ecco qua. Abbiamo anche un piccolo video, non so se riusciamo a farlo vedere subito o dopo. Bene, come avete visto, le iscrizioni si sono aperte oggi. È un campeggio per ragazzi, giovani, adolescenti che vanno dai 12 ai 18 anni. Come potete vedere, dall'8 all'11 agosto a Colonia di Borghetto, che è in provincia di Verona. E sono dei giorni in cui andiamo a divertirci perché siamo giovani, perché abbiamo energia, perché abbiamo voglia di stare insieme. Però abbiamo voglia di stare anche insieme a Gesù, quindi sapete che è un investimento che fate nel tempo dei vostri figli in questa fase che è estremamente importante. E anche se ma non hanno amici, non conoscono nessuno, ci saranno tanti giovani così. E come io ho già sentito tante testimonianze di persone che hanno il loro primo, il loro più forte incontro in un campeggio. Quindi c'è un'atmosfera diversa, c'è una presenza grande e profonda, palpabile a volte, quindi è estremamente importante e necessario che i vostri figli ci siano. Magari vi dicono no, non voglio, sono timido, mandateli perché torneranno a casa totalmente diversi, dicendo ho fatto tanti amici, ho incontrato Gesù, ho incontrato delle persone meravigliose ed è un tempo veramente unico. E ogni anno vediamo che c'è una crescita in tutti i sensi, non in quantità, non solamente in quantità, ma in qualità. Quindi è veramente unico, un'opportunità unica. E niente, qui c'è già l'IBAN, questa è la quota di iscrizione e se pensate che è tanto 100 euro, fidatevi che la presenza di Dio vi ricompenserà molto di più, come non potete neanche immaginare. E quindi qui avete il QR code e l'IBAN per chi desidera. Si possono già fare le iscrizioni, quindi affrettatevi perché i posti sono limitati. Amen, amen, amen. Allora dall'8 all'11 agosto, ok? Saremo lì nel Borghetto, nelle colonie del Borghetto. Genitori, voi che avete figli più piccoli, 12, 13, 14
anni, non vi preoccupate, abbiamo una squadra di adulti che va sempre ogni anno, gli adulti di questa chiesa vanno, no? Pastore Filippi con Isla, no? Ci sono i ragazzi che vanno, anche io e Daniel ogni tanto facciamo un salto, quest'anno c'è Andrea anche che è la leader degli adolescenti, anche lei sarà con loro lì, allora mandate i vostri figli perché sarà un'esperienza unica, dai 12 ai 18 anni, ok? Vi esorto, amen? Se avete dei dubbi, noi dopo metteremo tutto nel gruppo della Chiesa, però potete venire a parlare con noi, amen? Amen. Donne, sabato prossimo cosa abbiamo? Il caffè tra amiche. Io voglio tutte le donne qui, amen? Chi ci sarà qui sabato? Amen. Donne, voi che non siete mai venute, venite. Venite perché è un'esperienza bellissima. Facciamo amicizia, stiamo insieme, beviamo un caffè e ascoltiamo la parola di Dio. Amen. Amen. Giovedì, culto di preghiera. Venerdì abbiamo il culto dei giovani, sabato caffè tra amiche, mercoledì abbiamo il discepolato, quindi c'è una settimana piena di eventi nella presenza del Signore e noi vi aspettiamo. Alziamoci, amen, preghiamo e andiamo a casa, amen. Signore, grazie di questo culto, grazie perché noi siamo venuti ad offrire a te, Signore, ma tu non ti fai debitori, Signore, di nessuno, tu vieni, Signore, tu ci rispondi, tu ci ascolti e noi ti lodiamo per questo. Signore, noi ti ringraziamo perché sappiamo, Signore, che questa parola, Signore, ancora germoglierà nei nostri cuori. Ti chiediamo, Signore, discernimento, che il tuo Spirito possa continuare a lavorare, Signore. Grazie per ogni porta che sarà aperta questa settimana, Signore, ai tuoi figli. Grazie per ogni visita che avrà successo, Signore, ai tuoi figli, Signore, nel nome di Gesù. Grazie per ogni esame che faranno e andrà tutto bene, Signore, perché tu sei con noi, Signore. Grazie per la benedizione che noi vivremo questa settimana per la gloria e per l'onore del tuo nome. Portaci a casa in pace, in sicurezza, sii con noi, perché noi vogliamo la tua presenza. Così noi preghiamo. Amen, amen, amen. Andate in pace, che il Signore vi accompagni.